se ci sono ancora maestre che portano le scolaresche qua come ha fatto la mia. Allora, questione di storia e di educazione civica. Nel 70° anniversario dell'esecuzione di Fiocco, Stalin e Tempesta, 3 partigiani della zona di Settimo, Sesto e Cinto, noi siamo qui come comunisti antifascisti a commemorarne il sacrificio. Non ci sono altre associazioni qui presenti, siamo qui come Comitato Antifascista del Veneto Orientale e come Collettivo Comunista del Veneto Orientale, proprio perché il loro sacrificio, come dice anche la targa qui a memoria, è germe fecondo di impegno democratico. La nostra presenza non deve essere solo ed esclusivamente un mero cerimoniale, ma un giuramento di fedeltà a quelli che sono i valori dell'antifascismo che intendiamo portare avanti, perché l'antifascismo è necessario attualizzarlo su quella che è la situazione presente. Purtroppo stanno sorgendo ovunque nuovi movimenti che si riconducono al nazifascismo, e anche in Europa di nuovo battaglioni armati con addirittura simbologie nazifasciste combattono in una guerra aperta contro il popolo civile. Questo sta accadendo in Donbass, nell'Ucraina orientale. Quindi la nostra presenza qui oggi è molto significativa e mi dispiace che non ci sia nessuno dell'ANPI qui presente. So che l'ANPI oggi a Portogruaro farà una iniziativa sul rastrellamento del Monte Grappa, so che l'ANPI ogni 25 aprile porta qui un serto floreale, ma era il caso almeno nel 70° anniversario di essere presente. Quindi rinnoviamo il nostro giuramento, ora e sempre Resistenza.